E ora andiamo in casa delle Pro Loco. La tragedia del Molinetto della Croda è ancora viva. Le Pro Loco si stringono attorno al presidente della Pro Loco, appunto di Refrontolo, con una iniziativa che richiede anche le vostre firme. Vediamo. Il volontariato che si stringe per essere più forte è quanto sta succedendo a Refrontolo, dove da pochi giorni è stato lanciato da Umpli Veneto il Manifesto Solidale di Buonsenso, un documento che appoggia il piccolo paese profondamente segnato dalla tragedia che il 2 agosto 2014 costò la vita a 4 persone. Noi come Umpli Veneto abbiamo lanciato un manifesto, abbiamo chiamato di solidarietà e di buonsenso, perché quello che manca in questo caso secondo me è il buonsenso. Abbiamo lanciato una petizione che sia nelle feste che andremo a fare nei prossimi giorni, faremo sottoscrizione manuale di questo manifesto da parte di chi manifesta la solidarietà al Presidente della Pro Loco e alla Pro Loco di Refrontolo, ma è anche via internet con l'applicazione Chance.org dove ognuno può entrare e può firmare via web questa sottoscrizione. Raccolte fino ad oggi quasi 2000 firme tra chi ha aderito all'iniziativa in via telematica e chi ha siglato il manifesto cartaceo. La finalità è quella di sostenere la richiesta di rinvio a giudizio del presidente Walter Scapol e dell'intero Consiglio della Pro Loco di Refrontolo, che si trova a fronteggiare una causa civile da oltre 2 milioni di euro. Sono due le cause, una penale per omicidio colposo plurimo, quindi cosa importante, e una addirittura di richiesta di risarcimento danni da parte dei familiari delle vittime. Una tragedia che è successa purtroppo in una festa privata, voglio ricordare questo, dove l'unica responsabilità della Pro Loco è quello di aver concesso in un suo capannone che era allestito per una festa che doveva venire la settimana successiva, ad alcuni membri della Pro Loco e ad altre persone di mettersi sotto il tendone a mangiare le bracciole per questa festa che normalmente veniva fatta nel giardino privato di una persona. Vorremmo tutte queste firme, tutte queste manifestazioni di solidarietà, portarle al Presidente della Regione, indirizzarle al Governo perché si ponga e ci diano una mano in questo gravissimo problema che rischia di far morire il volontariato. Sospese spontaneamente a tempo indeterminato le attività della Pro Loco di Refrontolo, una decisione che vuole sottolineare la precarietà in cui sono chiamati ad operare i volontari nel realizzare eventi e manifestazioni a carattere sociale. È stato un gesto forte che noi appoggiamo e apprezziamo, ma è quello che è stato anche poi, diciamo così, bello, è la solidarietà da parte di tutte le associazioni di Refrontolo.